E rieccoci qui al nostro appuntamento goloso. Oggi vi preparo il pesce spada alla siciliana. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. Come vi dicevo, oggi prepareremo un pesce spada tipico siciliano. Noi come pesce spada è tipico siciliano, la ricetta è tipica siciliana, anche se ormai nel resto d'Italia la chiamano mediterranea perché la si fa un po' dappertutto, ma nasce fondamentalmente in Sicilia, con ingredienti semplici ma ricchi di sapore. Iniziamo subito con la presentazione degli ingredienti, perché sennò poi una pochi guardi si cominciano a lamentare: ah, mi quanto parli, mi ma si chiacchierone, andiamo al sodo. Ebbene sì, a posto, andiamo al sodo. Sentiamo subito gli ingredienti. Partiamo ovviamente con l'attore principale, ci manca sabato, una bella bistecca di pesce spada. Guardate che meraviglia, siamo a circa 700 grammi di pesce spada. È alto 3-4 centimetri, colore rosa, freschissimo, veramente molto molto buono, pescato nel mare di Sciacca. Poi gli altri ingredienti che non faranno altro che esaltare questa meraviglia che ci dona il mare. Andiamo subito con del pomodorino ciliegino, dei capperi siciliani sotto sale, quindi non quelli sotto aceto, delle olive verdi, cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco secco e poi sale, pepe e tanta voglia di lavorare, ma veramente neanche tanta, perché come vi dicevo è una ricetta veloce e facile. Passiamo subito all'esecuzione della nostra ricetta. Ah, ho dimenticato una cosa importantissima, spilatino. Ragazzi, senza di questo godete a metà, perché si c'ha un zupparo bello panuzzo, perché l'intingolo è qualcosa di meraviglioso. Ok, passiamo immediatamente all'esecuzione della ricetta. Mi serve una bella pariedda, perché questo è fondamentale, perché io la salsetta di accompagnamento gli do una precottura prima di andarla a finire poi in forno, perché secondo me i sapori legano molto, ma molto di più. Quindi me va a tagliare cipolluzza nica e poi con bello soffritto, olio extravergine di oliva e cipolla tagliata nica. Benissimo, porto questo sul fuoco e faccio un buon soffritto. Dopodiché, mentre la cipolla si aggancia, come dicevano gli altri, prendo il pomodorino e la mentuccia e li vado a lavare bene. Pomodorini ben lavati, mentuccia lo stesso, adesso li vado, come vi dicevo, a tagliare esattamente a metà. Il soffritto sta andando, è quasi pronto. Una volta pronto il soffritto, mi vado ovviamente a dissalare in acqua fredda i nostri capperi sotto sale e cominciamo a fare la fase della cottura. Imbiondita la cipolla, inseriamo prima i capperi e poi le olive e un paio di foglioline di menta e facciamo andare per un paio di minuti. Una volta il nostro intingolo si è ben aromatizzato, inseriamo i pomodorini tagliati a metà e le restanti foglie di menta. Deve fare cuocere 2-3 minuti, non deve essere perfettamente cotta perché poi andrà a finire di cuocere in forno con il nostro pesce spada. Quei 2-3 minuti servono sostanzialmente a dare già una sua personalità alla salsa. Inserita all'interno la nostra fetta di pesce spada, condiamo con un po' di sale, pepe
e ricopriamo con la salsa. Versare un po' di vino bianco e chiudere con un foglio d'alluminio. Adesso siamo alla fase della cottura, delle piccole accortezze. Ci vuole. Perché ho messo la stagnola? Perché io voglio che questa fetta di pesce spada resti molto idratata e succulenta. Con la stagnola i succhi del pesce spada stesso, ma anche dell'intingolo, tenderanno ovviamente a non evaporare, ma a idratare in continuazione il pesce spada. Quindi alla fine avremo un pesce spada che si cuocerà con i suoi stessi succhi e i succhi dell'intingolo. Quindi vi lascio immaginare che poesia che può essere. Però, siccome all'interno c'è del vino, quindi dell'alcol, che rischia di lasciare un retrogusto un po' sgradevole, la seconda fase della cottura la faremo, che sarà molto breve, senza la stagnola. Quindi faremo evaporare l'alcol e la nostra fetta di pesce spada sarà perfettamente bilanciata. Allora, andiamo alle due cotture. La prima cottura la faremo a 180 gradi per una ventina di minuti. Ovviamente il tempo è molto indicativo perché dipende dallo spessore della fetta di pesce spada. Più fetta di pesce spada è spessa, maggior tempo occorrerà perché essa si cuocia. Ovviamente più è sottile, meno tempo ci vorrà, ok? Dopodiché, trascorsi questi 20 minuti, vi ricordo un po' indicativi, quindi comunque controllate, abbassate il forno a 150 gradi, non andate oltre, e togliete la stagnola. Quei 5-7 minuti sono più che sufficienti per far evaporare l'alcol ma non fare asciugare la nostra fetta di pesce spada e lasciarla così bella, succulenta e golosa golosa. Quindi poi una bella fetta di pesce spada e ci vediamo dopo per l'assaggio. Bella!